Cristo risusciti in tutti i cuori, Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria ai Signore. Cantate, o popoli del regno. Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria al Signore. Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore, Cristo Signore. Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria al Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace e la gloria del Signore risorto sia con tutti voi. Continuiamo a celebrare la risurrezione del Signore, è la nostra vita, è il fondamento del nostro essere, del nostro pensare, del nostro amare, del nostro soffrire e anche del nostro gioire. La misericordia del Signore ci accompagni. I peccati dell'uomo sono grandi, anche ieri bombardavano tranquillamente. Purtroppo, quando si perde la ragione e così non riusciamo più a capirci davvero. Signore abbia misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. O Padre, che fai crescere la tua Chiesa, donandole sempre nuovi figli, concedi ai tuoi fedeli di esprimere nella vita il sacramento che hanno ricevuto nella fede. Te lo chiediamo per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli 11 si alzò in piedi e a voce alta parlò così: «Uomini di Giudea, a voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: «Contemplavo sempre il Signore innanzi a me, egli sta alla mia destra perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la resurrezione di Gesù e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Proteggimi. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio animo mi istruisse. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Alleluia, alleluia, alleluia. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In
quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi. Ed essi si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Mentre essi erano in cammino, ecco alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e dopo essersi consultati diedero una buona somma di denaro ai soldati dicendo: dite così, i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, Pilato, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Parola del Signore. Nei Vangeli della Risurrezione, le prime parti, sono tutte rivolte per le donne. Gli uomini appaiono dopo, in secondo piano, ma è alle donne che Gesù annuncia e sono le donne che propagandano subito la risurrezione. Erano in mezzo il vero gazzettino di allora, vero, per produrre, dar notizia, evidentemente. Ma Gesù soprattutto è chiaro che ha voluto premiare quell'amore, quella fedeltà di questo gruppo di donne che sono partite dalla Galilea nell'ultimo viaggio di Gesù a Gerusalemme e che hanno voluto unirsi alla squadra degli apostoli e che andavano verso la conclusione tragica di Gesù. Eppure sono state lì, fedeli. Le troviamo anche sul Calvario, con la Madonna, con Maria anche, sua madre, le troviamo lì e le ritroviamo poi presto, perché volevano finire di fare un po' di, non imbalsamazione, ma insomma di ritardo, per così dire, nella putrefazione del corpo di Gesù, con gli oli che avevano preparato, gli oli profumati, quelle cose lì. Ed è lì che il Signore le trova e nei Vangeli dico c'è tutto un andi rivieni, le donne che vanno, che corrono, vengono avanti, vengono indietro, hanno paura, le altre scappano via, tornano, poi c'è anche Maria Maddalena poi che dice io torno, vado su. Gli altri andate già via tutte, ma lei ritorna ancora. E Gesù premierà anche questa ricerca affettuosa, profonda di Maria Maddalena. Questi lo incontrano, le trattengono i piedi, l'abbracciano i piedi, si vuol dire cioè che si prostrano. Quando leggiamo il Vangelo, ad esempio, di Matteo, dei magi, i magi entrano nella casa e si prostrano davanti a Gesù. Come facevano gli orientali? Si buttano a terra, cioè tutto a terra, non solo in ginocchio, a terra, ecco, per riconoscere virtualmente la grandezza di chi sta davanti a loro. E vuol dire che anche l'esperienza nuova che hanno queste donne qui è diversa, perché non troviamo mai prima che si prostrino, in genere. E invece in questo momento qua anche loro si prostrano, perché arrivano a capire finalmente la grandezza di chi è Gesù, che hanno, Gesù risorto, che hanno davanti a sé. La sentono, la vivono, sentono che è un'esperienza nuova, indicibile, che stanno provando. Dopo di questo il Vangelo nota anche quello che avviene anche oggi, è sempre avvenuto,
i soldi che cercano di soffocare la verità, la dignità della persona. Ma li vediamo, dicono i soldati, sì, le guardie, mentre i giudei, no, i farisei, quando sentono questo, dicono, è possibile che sia successo questo. E quindi dicono alle guardie, voi andate a dire così, andate a dire una bugia, che dormivate e hanno portato via il corpo di Gesù. Non era possibile, perché rovesciare quella pietra, spingerla, aprire, di baccano non hanno fatto, doveva esserci di sicuro, casomai, eventualmente, ma soprattutto perché casomai trasgredivano una cosa grave, cioè essere vigilanti. Le guardie sono vigilanti, mica scherzi, ecco. Ma dice, ma noi coi soldi metteremo a posto. Vuol dire che anche Pilato, infatti si sa nella storia che poi Pilato è stato sospeso del suo servizio di governatore, evidentemente per anche queste storie qui, storie di schei, come di corruzione, insomma, ecco. Dice, e quindi corrompono i soldati, corromperemo anche Pilato se c'è qualche bisogno di intervenire. Sappiamo che è sensibile ai soldi anche lui. Vedete come anche il nostro mondo non è cambiato, non è che dopo 2000 anni siamo diventati molto più bravi, forse diventati anche peggiori nello stesso tempo. Purtroppo abbiamo visto che in questa domenica di Pasqua le bombe hanno continuato a scoppiare. È una cosa grave, una ferita grave, certamente. Sapete che gli antichi anche nel Medioevo, eccetera, promulgavano la tregua di Dio. Quando c'era una festa come la Pasqua e il Natale, fermi, non si può combattere. Per alcuni giorni tregua, così era permesso anche di discutere, mandare i messaggeri, vediamo, trattiamo la pace. Insomma, era tutto un insieme di cose che si facevano. Adesso non è più così. Neanche il giorno del Signore, i giorni sacri o della Pasqua e altre celebrazioni non tengono più. E si dice che anche questa è corruzione cioè del senso della vita, purtroppo. Ma aspettiamo giorni migliori, chissà che arrivino, ma sopra ferite che saranno dure e difficili da rimarginare. In questo tempo santissimo in cui la potenza dello Spirito ci crea come uomini nuovi a immagine del Signore risorto e fa di tutti noi il suo popolo santo, innalziamo la nostra comune preghiera perché la gioia della Pasqua si estenda nel mondo intero. Preghiamo dicendo: per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa di Dio, riconosca con gratitudine di essere la comunità pasquale generata da Cristo crocifisso e risorto. Preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per tutti i battezzati, aspersi dal sangue e dall'acqua che scaturiscono dal fianco di Cristo, rinnoviamo la grazia della loro nascita nello Spirito, preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per l'unità dell'umanità, si confonda nel mondo il lieto annuncio che in Cristo siamo divenuti un solo popolo, chiamato a camminare su vie di libertà e di pace, preghiamo. Per la risurrezione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per le nostre famiglie,
in ogni casa si celebri con sincerità e verità l'evento pasquale, che si condivida il dono del Signore, con l'ospitalità dei piccoli, ai poveri e ai sofferenti. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per tutte le sorelle e i fratelli defunti, fin da ora siano commensali al banchetto eterno, nell'attesa della risurrezione alla fine dei tempi, preghiamo. Uniamo le nostre intenzioni personali, naturalmente, per le nostre famiglie, i nostri ammalati. Ci sono ancora situazioni difficili e problematiche anche di salute, oltre naturalmente a questa grave questione, ecco, che intralcia la pace nella vita dei popoli. O Padre, che nella risurrezione del tuo Figlio dissolvi ogni paura e rendi possibile ciò che il nostro cuore non osa sperare, concedi ad ogni uomo che si dice cristiano di rinnovarsi nel pensiero e nelle opere con la fede di chi nel battesimo si sente risorto. Ascoltaci, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, Signore, i doni del tuo popolo, tu che lo hai chiamato alla fede e rigenerato nel battesimo, guidalo alla beatitudine eterna. Te lo chiediamo per mezzo di Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna
Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro offre il tuo nome in sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, che diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, egli prese il pane e ti rese grazie, con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il redimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore della tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo nel quale Cristo, Signore nostro, fu così. Nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo, Signore, nel suo vero corpo. Ricordati e ricongiunti a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Iniziamo la grande preghiera che il Signore Gesù ci ha lasciato perché l'umanità intera si riconosca nella sua divina paternità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà
come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace, grandissimo dono pasquale di Cristo risorto, sia con tutti voi. Ci scambiamo un saluto. Agnello di Dio, che togli i peccati. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola. Santa Comunione, venite avanti nei corridoi. Uscite cioè dai banchi e venite nei corridoi.
un grido risuono, alleluia. Cristo Signore trionfò, alleluia, 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 alleluia. Cristo ora è vivo in mezzo a noi, alleluia. Noi risorgiamo insieme a Lui, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tutta la terra clamerà, alleluia, e tutto il cielo griderà, alleluia, alleluia. Gloria alla Santa Trinità, alleluia, ora e per l'eternità. Alleluia, alleluia, alleluia. Preghiamo. Diffondi nei nostri cuori, Signore, la grazia dei sacramenti pasquali e poiché ci hai guidati sulla via della salvezza, fa che rispondiamo pienamente al tuo dono. Te lo chiediamo sempre per mezzo di Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio che nella risurrezione di Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Il Redentore che ci ha dato il dono della vera libertà vi renda partecipi dell'eredità eterna. E voi che per mezzo del battesimo siete risorti in Cristo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andate in pace, alleluia, alleluia. Regina Celi.